La villa fu commissionata all'inizio del XIX secolo dal nobile Antonio Vigo d'Arzere, singolare figura di possidente e mecenate, con lo scopo di poter dare da lavorare alla popolazione locale stremata da una grave carestia. Il primo giardino all'inglese del Veneto, che contribuisce alla diffusione, nella regione, di una vera e propria architettura di paesaggio influenzandone l'intero territorio. Progettato da Giuseppe Giappelli a cominciare dal 1816, si estende su 17 ettari.